Mi dispiace quindi rilevare un atteggiamento di attaccamento al partito e alla bandiera che è più forte di quello del bene comune. Comunque non ci arrendiamo. Il sindaco Michelusi non ci sta per quello che sembra essere il destino dell'aeroporto di Thiene, che nonostante i numerosi investimenti e sforzi compiuti dalla comunità negli scorsi anni dovrà essere venduto dopo la bocciatura ieri in Senato dell'emendamento di proroga della legge Madia, che impone la dismissione delle partecipazioni pubbliche che non arrivano al milione di euro di fatturato. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Non è bastato l'appello agli altri senatori veneti della Vicentina Sbrollini, che aveva cercato di evidenziare le peculiarità dello scalo tienese. È un gioiello nazionale che l'aeroporto Ferrarin del comune di Thiene, che è uno dei gioielli nazionali che potrebbero finire per essere svenduti a privati insieme ad altre decine e decine di società partecipate pubbliche che appunto, insisto, fanno utile, fanno fatturato. Prima del voto ha voluto però rispondere la valdagnese Erika Stefani. La tematica che riguarda probabilmente l'aeroporto Ferrarin dovrebbe essere valutata in una sede probabilmente diversa, che non andare ad intervenire su un'intera normativa su tutte le partecipate di tutto lo Stato italiano per questo motivo. Parole che ispirano ottimismo al sindaco Giampi, prima che il comune sia costretto ad iniziare l'iter della procedura di cessione entro la fine dell'anno. Insieme ad altri sindaci del territorio che si trovano nella medesima situazione tienese faremo sentire la nostra voce a quanti, e mi riferisco ai parlamentari e a chi opera nelle stanze del potere, saranno disponibili a lavorare per quello che è il bene delle nostre comunità locali, un bene che non ha nessun colore politico.